Quanti sassolini che mi tolgo stasera, quanti sassolini che mi tolgo stasera, quanti sassolini, sai i famosi sassolini nelle scarpe, intanto ci sono i sassolini nelle scarpe. Ieri a un certo punto c'era un signore, anzi mi hanno mandato, ti faccio sentire questo, un commento di un tizio che poi ho scoperto essere un famoso, ma è una mia mancanza, è Pino Mauro, un famoso cantante della Neomelodico? No, un cantautore napoletano di quelli del 38, famoso, uno all'altezza di Merola, diciamo, forse di più. Ah, caspita. Senti che dice su di me, senti. Caro Jenny Manzo, sono Pino Mauro, sì, in viaggio sono sentito questo. Io volessi, ma chi non tengono nessuno numero, chi si del debito, specialmente a Cruciano, sputatela in faccia a nome mia, mandateci questo messaggio, a Cruciano specialmente. Pino Mauro vuole sputarmi in faccia, poi ancora altro, credo, vai. Del debito, a io tengo pure la poverella, sta malata, io non sapevo manco quello che dice. Ma sto Cruciano, come viene a Napoli, la gente a mare. Mandalo sto video in tutte le televisioni. In tutte televisioni. Ma dai, dai. Oh, Marco da Roma, vai Marco, dimmi. Non abbia timore a indossare un giubbotto dell'esercito tedesco, dai. Allora, Pino Mauro, napoletano verace, che ieri diceva che voleva sputarmi, caro Targetti, sputarmi e buttarmi a mare. Pino Mauro. Beh, non è l'unico, comunque. Non è l'unico a Napoli, non è l'unico. Vai col numero. Pronto? Pino Mauro? Chi parla? Sono Cruciani, Pino. Ah, Cruciani, ma sei tu o è una pazzia? No, sono io, come no? T'ho cercato tutto il giorno, ho sentito che mi vuoi sputare in faccia, bisogna sputare in faccia, buttare a mare i Cruciani, ma che è? Caro Cruciani, innanzitutto abbassa la voce con gli artisti come me, con gli uomini come me abbassa la voce. No, io non sto abbassando la voce, tu sei un grande artista, ma se dici una cazzata, dici una cazzata. No, io non dico nessuna cazzata, tu la devi smettere con i napoletani. Ma io non ce l'ho con i napoletani. Allora fammi parlare pure. Dimmi. Non fare come state da del debito. No, ma noi siamo alla radio qui, siamo alla radio, tu puoi dire quello che vuoi. No, io dico non fare come quando state a dare il debito, va bene che non fate parlare a nessuno. Ma figurati. Con certi uomini napoletani, uno si sente anche offeso, perché io innanzitutto stai parlando con uno che rappresenta il mondo, va bene? Ma tu rappresenti te stesso, tu non è che rappresenti il mondo, io rappresento il mondo. Vabbè, d'accordo, mettiamo che rappresenti il mondo, vabbè, rappresenti. Se poi vuoi discutere pure Pino Mauro come cantante. Ma no, ma figurati, ma tu sei un grande cantante, ma se dici che a Cruciani bisogna sputare in faccia e buttarlo non so dove? No, io ti dico solo questo perché poiché non ho nessun numero, perché ti avrei chiamato io con i napoletani e con il reddito di questa povera gente, la devi finire. No, amico mio, io non ce l'ho con i napoletani, io ce l'ho con chi prende il reddito di cittadinanza e non fa un cazzo per trovare un lavoro, è diverso. Ma non è vero, voi dite un sacco di cazzate da del debito, ma perché? Può essere questa povera gente. No, io non è che io non ce l'ho con la povera gente, amico mio, io ho semplicemente detto. Ma tu hai un mestiere di stare lì seduto e ti pagano. Lascia stare a questa povera gente che ha bisogno. Ma tu vuoi impedire alle persone di avere un'opinione sulle cose che succedono in Italia? E allora, io non voglio impedire nessuno, però non puoi impedire nemmeno a gente come me di contestarti. Pino Mauro, io non ti conoscevo, mi sei anche molto simpatico perché sei uno verace. Pure tu, Guarda, ti faccio sentire quello che hai detto, me l'hanno mandato via WhatsApp. Sì, signor, l'ho detto, ha detto come viene a Napoli devo butta a mare. Ma che vuol dire come venga a Napoli ti butta a mare? Questa è violenza, questa è violenza. È una minaccia. È una minaccia. Allora, ascolta, non ci accavalliamo. Io dico, devi smettere di parlare dei napoletani, perché i napoletani sono uomini importanti in tutto il mondo. Io parlo di chi mi pare, non è che mi puoi dire devi smettere di parlare dei napoletani, io parlo di quello che non funziona. Allora, il reddito, voi non dovete dire quello che vi fa dire tutto Mediaset, va bene? Io non so chi di nessuno partito.
Vabbè, non sono un cantante, a me mi ha creato il popolo, non mi ha creato la televisione. Ha creato il popolo, io impazzisco per questa cosa, mi ha creato il popolo, impazzisco, mi ha creato il popolo. Amico caro, io sono Parenzo. Ma forse sono Parenzo. Scusami, amico caro. Non ti sei informato, chi è che sta parlando? Parenzo, io sono Parenzo. amico caro, io sono Parenzo e voglio dirti che non solo porto nel cuore Napoli con le sue bellezze, il suo mare, il suo sole, i suoi monumenti, la sua gente. Però e sono felicissimo di questo scudetto, per me è un riscatto dell'Italia. Ma figuriamoci, è una grande storia italiana, però non si può mandare a mare Cruciani, poveretto. Buttare Cruciani, a mare, una dai. persona che va aiutata. Perché se dice delle stronzate uno ci fa fare, uno che dice una stronzata non la si butta a mare, però uno che dice una stronzata, la sputazza in si fa un bagno. Ma la sputazza in faccia, pure la sputazza in faccia. Dai. Allora, se tu parli male dei napoletani, parla male pure me. E allora io posso dire quello che voglio. Ma pure tu non rappresenti i napoletani, non è che tutti i napoletani sono rappresentati. Io rappresento i napoletani a Napoli in tutto il mondo. Ma no, tu rappresenti solo te stesso, anch'io rappresento solo me stesso, non è che ci sono i crucianiani. Tu sei Pino Mauro che è stato un grande cantore, però abbi pazienza, tu non mi puoi dire io gli sputerei in faccia uno così. Che cazzo devi sputare in faccia? Sputare in faccia è una roba. Innanzitutto non parlare col cazzo, perché il cazzo te lo metti da qualche parte. No, ma io il cazzo ce l'ho ben fermo qua, ben fermo, ben solido qua. No, i cazzi nostri sono più importanti ancora. No, specialmente quelli di Pino Mauro. Ma Pino Mauro ha la sua età del 38, non penso che ancora è in attività. Io ancora con la mia età te la metto nel culo. Ma tu ancora sei in attività nel 38, Pino? Ancora sei in attività nel 38? Vabbè, Cruciani, incontriamoci. Ho e capito. Così scoprirai un Pino Mauro diverso da tutti gli uomini come te. Ma io non voglio. Ma perché devi? Io non ti conosco. Io ho semplicemente ho sentito che tu mi vuoi sputare in faccia e buttare dentro il mare. Scusami, allora ti ho chiamato per dire perché mi vuoi sputare in faccia? Cruciani, dimmi. Cruciani, dimmi, Pino. Se vuoi parlare con me, diamoci un appuntamento, mangiamo un bel. Ma io stiamo alla radio qui, siamo alla radio, la radio è fenomenale. Mi dai un appuntamento a Napoli. No, ma vedremo, caro Pino, io sto parlando alla radio con te perché la radio è un grande fenomeno, un grande mezzo di diffusione della parola. Dunque, ma quale mezzo? Il radio e televisione non contano niente, sono solo una barinata di pagliacci. Ma pagliaccio sarai tu, noi non siamo pagliaccio sarai tu, ma che allora a questo punto ti dico, voi siete dei pagliacci. Va bene così? Va benissimo, siamo pagliacci. Va bene, arrivederci. Ringrazia gli ascoltatori. Di grazie. Sì, signor, state buono, Cruciani, ciao. Ciao.